Livio Sotera Sardo dell'Adoc Agrigento. In questi giorni acqua inquinata in alcuni punti della città, in particolare in via Pirandello ma anche in via Manzoni, ecco, problemi e disagi. L'Adoc prende posizione e denuncia cosa? L'Adoc denuncia intanto che mi sembra che ci sia una certa ripetitività in queste occasioni di acqua inquinata, perché già l'anno scorso è toccato a via Borsi Giuliano, via Guinizelli, via dei Fiumi, stesso periodo. Quest'anno adesso è toccato a Giardina Gallotti, via Manzoni e via Pirandello. Questa ripetitività comincia a suscitare qualche dubbio sulla buona gestione della distribuzione dell'acqua. Quello che lamenta l'Adoc è il silenzio assoluto delle autorità, l'ATI in silenzio, la prefettura in silenzio, il sindaco in silenzio. Il sindaco, che è il garante della sanità pubblica, non prende posizione, non fa una denuncia per interruzione del pubblico servizio, non fa una denuncia per attentato alla sanità pubblica. Cioè, vorrei sapere quando il sindaco interviene a favore della cittadinanza. Si vanta di aver fatto ridurre le tariffe del 2,5%, ma vorrei ricordare che l'ATI è nato per la risoluzione del contratto, oltre che per chiaramente ridurre le tariffe e quant'altro, ma la cosa principale è quella di cercare una commissione che possa risolvere il contratto. Io non so, vedo circolare autobotti in questo periodo a mai finire, ma questi qui sono autorizzati, dove si approvvigionano, ma le fonti non sono tutte pubbliche, non riusciamo a capire il meccanismo che quando si arriva in estate, che chi ha soldi può comprare l'acqua, chi non ha soldi non può comprare acqua. Poi vorrei capire come fanno Girgenti Acque ad assicurare il servizio con autobotti in zone come via Pirandello, via Manzoni, dove la gente ha i recipienti sul tetto e quindi non hanno vasche. Cioè, è una cosa misteriosa. Io vorrei che il sindaco prendesse posizione seriamente e dicesse all'ATI di cominciare a cercare le soluzioni per risolvere il contatto con il gestore, perché ormai si rivela inaffidabile. Come pensa di muoversi l'Adoc in questo contesto? Ma l'Adoc partecipa sempre alle riunioni dei sindaci e quando ci sono le riunioni con il Presidente Lotà prova a esprimere le proprie opinioni. Purtroppo abbiamo soltanto noi parere consultivo e non chiaramente contrattuale. Diamo le nostre soluzioni, le nostre idee, quelle che sono quelle per agevolare i cittadini, ma mi pare che siano tenute in poca considerazione. Ecco.